Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. A 3 giorni dall'incendio ci sono ancora fiamme attive sulla nave Superba della compagnia GNV al porto di Palermo. Il rogo non è stato del tutto domato per via del vento forte che si è abbattuto su Palermo e che da giorni alimenta il fuoco. Le maggiori criticità riguardano 2 ponti dell'imbarcazione che si trova attualmente al molo Santa Lucia. C'è allerta poiché la nave si è già inclinata verso la prua e i vigili del fuoco hanno dovuto abbandonarla perché rischia di affondare. È stato condannato a 15 anni di carcere Damiano Torrente, pescatore accusato di omicidio. A deciderlo sono stati i giudici della Corte d'Assise. 3 anni fa l'uomo aveva fatto ritrovare i resti di Ruxandra Vesco, 33 anni, sparita nel nulla nel 2015 a Palermo, ma di cui non era mai stata denunciata la scomparsa. Il cadavere della vittima era stato rinvenuto in un sacco sepolto in un dirupo del Monte Pellegrino. Torrente aveva in un primo momento confessato e successivamente ritrattato di essere stato lui a uccidere la donna e a occultarne il cadavere. A seguito della confessione iniziale, la procura aveva chiesto 25 anni di reclusione. Non ce la faccio più, sono in sciopero della fame. Ha scritto così Nico Pandetta, il cantante neomelodico catanese che è stato condannato a 4 anni per spaccio di droga dal carcere di Opera a Milano, dove sta scontando la pena. Ha scritto una lettera che è stata pubblicata sulle sue Instagram Stories in cui sostiene di essere vittima di un trattamento peggiore rispetto a quello riservato ad altri detenuti. E chiudiamo con il meteo, tempo instabile in Sicilia nella giornata di domani. In mattinata sono previsti infatti rovesci sulla parte occidentale della regione con possibili precipitazioni anche sulle zone interne dell'isola. Il cielo sarà sereno con maggiore probabilità sul versante orientale dove si alterneranno sole e nuvole. Nel pomeriggio la situazione rimarrà invariata con possibilità di schiarite per le province situate al centro della regione. Ancora forti i venti sud-occidentali con rinforzi di burrasca sui rilievi. Le temperature subiranno un lieve calo nei valori minimi. Ed è tutto per questa edizione. Dalla redazione di New Sicilia l'augurio di una buona serata.